Presidente De Laurentiis, su Pep. Presidente, buongiorno. Allora, io ti volevo ringraziare, ma con tutto il cuore, per tutto quello che stai facendo per noi napoletani. Te lo dico veramente con tutto il cuore, perché stai riconciliando le famiglie dei tifosi del Napoli. E solo tu lo potevi fare, caro Presidente. La gente non capisce che tu stai cercando di unire le famiglie. Perché vedi, stai creando il giusto distacco dalla squadra. Cioè, magari che uno sta così attaccato, cioè per esempio mi sono malato, no? Tu sei riuscito a farmi venire, no schifo, però comunque quella giusta distanza. Magari per esempio mo a Ferragosto, no? Mia moglie mi ha detto, uipa, ci andiamo a fare una passeggiata, ci dico come? Lei pure mi ha detto, ma gioco un'ala, no? La prima partita che mi ha detto, boh, che fa? Non un'ala, che sto si cafuna? Perché non tengo più quella cosa prima, no? E è tutto merito tuo, te ne devo dare atto. Sei facendo buono, ben benissimo, che stai vendendo tutti i giocatori che rischiavano di tenersi attaccato a questa maglia, a questa magari, e poi ci sbattiamo che il no, smettenza, ha fatto sbattere un sacco di famiglie, che segni il gol di entusiasmo, ci muoviamo attacca, ma vega la partita, perché una difendo la città, si sfuggiato, no? Si così qua. Vai bene a vendere i giocatori che creano questi problemi. A comprare i giocatori, sto pensando pure un'altra cosa che stai facendo, per esempio Raspadore, no? Che ora ha importanza, è giusto, perché subito pigliano un giocatore, fai buono, che fai scattare indosso a noi, perché si dà importanza pure a Raspadore, non credo manco che pure la mamma di Raspadore, ma tutto su di me, che si leva addosso, invece pure a questo, capite, che dice, ma che cazzo su? Fai buono portiere, non piglia subito. Che stiamo mettendo in difficoltà le squadre avversarie, che per esempio pure i calciatori avversari che il Verona della prima giornata non sanno chi può portiere, era uno dice, ma questa è la faccia conosciuta, no? E non, mentre decidono, sbagliano a tirare, che non sbagliano, si può portiere un Napoli, non mi ricordo. Allora sei geniale, mantieni così, fai bene pure a ci trattare in un certo modo, no? A noi tifosi, perché così, come i padri una volta, no? I figli si passano in zona. Presidente, sei un numero uno, solo tu potevi fare una cosa del genere. Mantieni così, continua così, noi arriviamo al punto che non ce ne trovi più. E quindi stiamo uniti che famiglia. Amore, arrivo! Presidente, grazie. Ciao, Presidente.